Capitano Luca Carraro, una sconfitta che non ci voleva ma che lascia dell'amaro in bocca, anche perché di episodi ne sono successi tantissimi, vi abbiamo visto reclamare molto con gli arbitri. Sì, allora partiamo dal presupposto che gli arbitri li lasciamo in secondo piano. Durante la partita sono uno di quelli che protesta di più, però dai, a bocce ferme c'è da dire che abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, abbiamo subito il pareggio immediatamente, un po' fortunosamente da parte loro, però potevamo gestirla meglio. E tante occasioni, questo è uno sport in cui se non concretizzi poi i gol le prendi, a volte non sempre chiudi con 0 gol come le ultime 2 partite, a volte ne prendi e perdi. Allora, molte discussioni sul gol di Pagnotta, il portiere del Verona. Cosa è successo? Un rilancio con le mani, nessuno l'ha toccata? No, in realtà io ero in panchina in quel momento lì e forse è una delle poche cose che gli arbitri hanno fatto giusto. Non so se ne siano accorti o se l'abbiamo buttata lì, però il tocco di Madalosso c'è stato e quindi l'autogol è regolare, quello sì. Però tu sei stato uno di quelli che ha reclamato anche lì per lì. Ma io durante la partita mi si chiude la vena e non capisco più niente, no, però oggettivamente, no, più che altro potrebbe stato perché l'arbitro non ha fischiato, quindi ho detto, boh, cosa è successo? Però il tocco c'era stato. Senti, una sconfitta che non compromette il vostro cammino, anche se non ci voleva, ormai l'obiettivo è quello dei playoff e bisogna mantenerli. Sì, l'obiettivo rimane quello, questa era una partita in cui dovevamo guadagnare un po' di punti sulle dirette concorrenti perché gli scontri diretti stasera erano a nostro favore, per carità il Verona è una squadra di tutto rispetto, però la classifica dice che noi abbiamo qualcosa in più. In realtà le mura amiche che l'anno scorso ci hanno regalato tante emozioni, quest'anno ce ne stanno dando meno, paradossalmente stiamo facendo più punti fuori e dobbiamo invertire questo senso di marcia, o perlomeno dobbiamo continuare a fare punti fuori ma cominciare a farne di più in casa. Pure il grande pubblico c'è sempre e si fa sentire. Sì, quella è la marcia in più, a volte non ci capiamo neanche noi in campo da quanta confusione fanno, quello è meraviglioso, è sempre uno spettacolo giocare qui a Lagozzano. Oh, niente scherzi, eh? No, niente scherzi, avanti tutta, il lavoro paga, quindi testa bassa, dai, passiamo già alla prossima.